In Erasmus sono andato in Svezia, nella cittadina di Tranås, e ho lavorato per la Stiga, un'azienda che produce articoli per giardinaggio. E mi sono occupato della ricerca e lo sviluppo dei robot tagliaerba, robot autonomi che appunto tagliano l'erba in autonomia. Mi occupavo principalmente della validazione software e verificavo appunto insieme ai miei colleghi che il robot funzionasse correttamente nel giardino e che rispettasse tutte le normative di sicurezza. Appunto giravo i vari giardini della Svezia per vedere i vari giardini, le varie forme, che il robot funzionasse nella maniera più prevista e perfettamente. Con i colleghi mi sono trovato veramente bene, sono sempre stati da subito molto disponibili, infatti ci hanno accompagnato nel primo giorno a visitare la cittadina, molto piccola però comunque con tutto quello che serve, e comunque sono stati sempre d'aiuto e molto preparati per ogni evenienza. Dopo le 17, nella città in cui mi trovavo, era difficile trovare qualcosa da fare perché era veramente piccola, ero in mezzo ai boschi svedesi e ai laghi svedesi. Però nel weekend ho avuto sempre la possibilità di viaggiare, di andare via in auto, di prendere il treno e visitare le varie città svedesi. Allora, una cosa che mi porto a casa sono sicuramente i viaggi in macchina, dove appunto passavi dai boschi ai laghi, da paesaggi magnifici e tramonti veramente magnifici. E a livello professionale è sicuramente un'esperienza che può aiutare perché appunto ho avuto modo di vedere diversi giardini, diverse realtà dove funziona il mio robot, che è quella diversa da dove lo testo normalmente in azienda, in un giardino rettangolare appunto. E tra un paio di mesi non ho ancora idee ben chiare perché non so se restare qui in Italia o andare all'estero, perché appunto l'esperienza Erasmus mi ha aperto nuovi orizzonti e diverse opportunità.